e quando aprono le finestre trovano questo. Degrado e sporcizia sotto la finestra di casa. La denuncia arriva da alcuni residenti di questi condomini alle porte di paese. L'area dell'impresa edile Pio Guaraldo, fallita e chiusa da anni, è ormai in completo stato di abbandono. Ovunque erbacce, sacchetti di rifiuti, vetri rotti e infissi divelti. Non c'è recinzione e di notte questi locali diventano rifugio per senza tetto. Voglio un attimo di pulizia, un po' di sicurezza più che altro, perché dopo di notte ci vengono a dormire, senza tetto, vengono qua, dormono, dopo la mattina vanno via. Chiamato i carabinieri, però questo è quello che ci troviamo ogni giorno. Qui siamo a Paese, all'ingresso di Paese. Questo è il benvenuto che diamo a chi entra a Paese. A preoccupare è la mancanza di sicurezza. Nei palazzi adiacenti ci sono infatti famiglie con bambini. Giocare e farsi male qui è un attimo. Un bambino che corre qua rischia contro questo cavo pendente. Un bambino che corre e si taglia coi vetri rischia di prendersi qualunque malattia. Basterebbe così poco. Per esempio delimitando l'area. L'iter fallimentare della Pio Guaraldo si è chiuso senza compratori ed ora bisogna attendere la liquidazione del complesso. Nel frattempo però non si può stare con le mani in mano. Qualcuno deve venire, se no, come abbiamo fatto già, ci rimbocchiamo le maniche e diamo una pulita. Noi personalmente, o io personalmente. Intervenendo in prima persona, come già questi residenti ebbero modo di fare nell'estate del 2015, in piena emergenza profughi. Quel momento, con l'aiuto di tutti i residenti, eravamo riusciti a terminare quel sopruso che era stato fatto verso i residenti. Mi dispiace che nessuno oggi si sia presentato qui per dare manforte e presentare una bella cartolina a Paese.